Buonasera ragazzi, hola amigos, salve wagyu, boa noite a todo mundo, boa tarde, no, c'è ancora il sole. E niente ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, penso che già lo conoscete, mio figlio Fiocco. Sei triste a Pavi, sei triste. No, non ci pensavo. Ragazzi, ieri purtroppo, ancora una volta, è stata scritta... No, Papi non sta piangendo, sto solo deluso, non ti preoccupare. Vai, vai a mordere qualcosa. Ieri, come dicevo, ieri purtroppo è stata scritta ancora una volta triste pagina del calcio italiano. Si è persa l'occasione di poter scrivere una bella pagina di storia, si è persa l'occasione di poter dare un esempio, di lanciare un segnale, di creare un precedente positivo, di dare un pugno, un calcio al razzismo e a quegli stupidi, a quella ignoranza, a quei criminali, tifosetti, come vogliamo chiamare, tutto il cancro del calcio e dell'umanità, perché diciamo il caso di Koulibaly è un caso, dovrebbe essere un caso mondiale, non riguarda solo il campionato italiano, Inter-Napoli, il Napoli, no, è un caso mondiale del calcio ma pure dell'umanità, perché il razzismo esiste in tutte le facce, in tutte le bandiere, in tutti i posti, in tutti i lavori, in tutti gli sport. Purtroppo dove c'è ignoranza e stupidità e criminalità e violenza, il razzismo prende piede e si moltiplica, si cresce sempre di più. Niente, ho deciso di registrare questo video. Intanto Fiocco sta nervoso, calma, stai calmo, non ti preoccupare, tutto si aggiusta, non ti preoccupare. Albiol forse mo sta nervoso perché sta pensando che non facciamo, ci mancano troppi titolari, non ti preoccupare, tranquillo. Malluperto, come dicevo, caso di Koulibaly, è stata confermata la squalifica di 2 giornate, quindi salterà anche la seconda giornata, ossia la partita della Lazio, che sarebbe la prima di ritorno a Napoli. Ragazzi, che dire, sono deluso, ma ce l'aspettavamo, perché comunque alla fine sì, il regolamento, il protocollo, ma quando cazzo vi fa piacere a voi però, cioè solo quando vi fa comodo esistono gli arbitri, esiste il protocollo, esiste il VAR, solo quando vi fa comodo, quello è il discorso. Che io non voglio fare nomi di squadre, non voglio fare nomi di campioni, ma se un'altra squadra, un altro campione, forse vabbè, parte questo, ma io non ce l'ho con nessuna tifoseria o società avversaria del Napoli, per carità, noi stiamo parlando mo del giudice sportivo, del protocollo, ma sì, si è rispettato il protocollo, ma quello è il problema, il protocollo e le regole che non funzionano, perché non è che tu crei una legge e poi la schiaffi in faccia al cittadino, no, la devi pure sapere usare, la devi anche migliorare se c'è da migliorare, perché c'è sempre da migliorare tutto, anche le leggi, le regole, bisogna attuarla nel migliore dei modi, leggendo, analizzando i casi, ne capisci? Azzicco manifesti in da piazza, chi non rispetta inforcato, ghigliottinato, mitragliato, fucilato. Il buonsenso, ma dove è andato a finire il buonsenso? Ma anzi, secondo me non c'è mai esistito il buonsenso proprio nella giustizia, soprattutto italiana, sportiva, penale, civile, ma pure mondiale, no? Parliamo dell'Italia, ma alla fine
però stavano tutti i riflettori accesi, tutta l'Europa, tutto il mondo, pure la UEFA e la FIFA stavano guardando, vediamo se danno questo segnale. Lui, forse si italiani si sono cominciati un po', vediamo un po', vediamo gli inglesi specialmente, perché gli inglesi poi hanno migliorato, no? Loro hanno lottato contro gli hooligans, la criminalità, tutto il casino degli stati. Vediamo un po' gli italiani hanno la possibilità, vai Italia, vai, 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 vai. E poi ci cade di nuovo. Ma perché gli italiani così sono sfiacchinati, sono pigri. C'ho una legge, la leggo, la attuo, Koulibaly a casa. Così si fa. Ma analizza il caso. Loro non l'hanno analizzato, sì. Analizziamolo noi, ok? Vabbè, l'abbiamo già analizzato, sappiamo tutti, no? Ci si è detto Koulibaly era nervoso, applaudito alla... va bene, ok? Va bene? Ma allora, quello che dico io, no? Il guai è nato da Mazzoleni. Mazzoleni, amico mio, merda, latrina, lota, Mazzoleni. Spero che, chissà, forse un giorno ti arrivi questo video davanti agli occhi. Sei una merda, sei un razzista, sei uno sporco. Come diciamo noi a Napoli, sei un'inguacchiata. Il problema è nato da Mazzoleni. Io non me la prendo né con i tifosi, né con i cori, né con Koulibaly. È lui che non ha saputo gestire la situazione, perché era lui il giudice. In quel momento non ha voluto fermare la gara, non dico sospenderla, ma fermarla, dare un segnale. Non ha dato neanche a parole, neanche prendendo i capitani di una squadra là, niente. Non se ne è fregato una minchia. Perché? Perché è una merda, è una latrina. Poi tengo tanta parola che posso dire, Lazzarento do caraglio, direi qui in Brasile. Vabbè, comunque ragazzi, analizzando il caso, io penso che una legge si deve rispettare. Se c'è un regolamento, bisogna intanto che la luce si sta, non so se cagni qualcosa, pensate. Il regolamento si deve rispettare, ok? Rispettiamo il regolamento, ma analizziamo il caso, diamo un segnale, perché sai che succede? Che giustamente il giudice avrà pensato, ma se io poi tolgo questa giornata di squalifica a Koulibaly, che succede? Che poi tutto quanto, appena vengono ammoniti, giustamente, perché poi i giocatori del campionato italiano, straniero o italiano, su scime, giustamente, creano il precedente e poi tu quando applaudi. Vabbè, ma ti sta applaudendo, non è che sta mandando a fanculo come faceva Gattuso, o ti sta dando una capata come faceva Bonucci, oppure ti sta alzando il dito come faceva Cassano. Cioè, ti sta applaudendo. È una cosa ironica che tu devi pure pensare perché questo ragazzo sta facendo questo. Perché non è che devi analizzare, vedi, se uno lo fa, non è che lo fa perché... Aspetta, Fio, come stai facendo di concentrare? Se uno lo fa è perché non è che... Hai voluto aiutare la Juve, hai voluto aiutare l'Inter, si voluto essere razzista. No, lo sta facendo perché per dire... Tu non stai facendo rispettare le regole dello speaker, del razzismo, dei cori, se sospende la... Però il regolamento alla mano ce l'hai. Il regolamento alla mano ce l'hai, te lo sei ricordato quando poi un negro o un giocatore del Napoli o una brava persona che non ti urla addosso così come fanno tante loro, ti ha applaudito per dire questo, bravo, ti sei ricordato il regolamento, bravo. Invece no, perché caro Koulibaly, tu devi sapere, ma no perché sei di colore, perché sei del Napoli, anche questo ti penalizza molto, mi dispiace di ma ti penalizza. Ma no, poteva essere pure Palermo, ma poteva essere pure del Bari, ma poteva essere anche dell'Atalanta, del Sassuolo, ma Sassuolo pure, ma
tu stai avendo a che fare con Mazzoleni. Questo è il punto, stai avendo a che fare con Mazzoleni. Magari quel Rizzoli, no, che si arrazzavano i capelli, quando riceveva gli insulti e capate e testate e tirate di maglie, se sei così, poi non so, se fosse stato Rizzoli al suo posto, non lo so, Mazzoleni, che è uno dei più permalosi, è proprio classico, proprio hitleriana nazista, fascista, proprio la faccia, proprio severo, oltre a essere una merda a livello di arbitro, ma da uomo proprio non ha mai avuto un segnale di buon senso, di altruismo, di intelligenza, di coraggio, soprattutto di coraggio, perché questi sono vigliacchi, questi sono codardi, non hanno il coraggio di fermare una partita a 2 minuti, non ce l'hanno. Perché? Perché sono vigliacchi, poi la nazione è pure una latrina, una lute, tutto questo a questo. Comunque se mi dispiace perché si è persa l'occasione, si dava un segnale forte, non è vero, io non credo che se criava il precedente e tu quando applaudi no, perché tu devi analizzare il fatto, cioè tu nella sentenza di assoluzione tu comunque lo scrivevi, guarda, perché no, per non aver commesso il fatto provocato l'applauso, perché nello stato in cui si era creato per errore, per non aver sospeso anche per pochi minuti, secondi la partita, è stato tutto per colpa di Mazzoleni, perché poi alla fine sai che Koulibaly è stato offeso, insultato e ha perso la sua partita in modo col cartellino rosso. Noi napoletani ci abbiamo perso il giocatore per 2 partite, più 20 minuti di San Siro, più il gol subito e la sconfitta. Napoli e il Società lo stesso. Chi è che ci ha guadagnato in tutto questo? I razzisti, gli stupidi, che si chiamano tifosi, gli stupidi che hanno insultato, e Mazzoleni. Che ci ha perso Mazzoleni? Niente. Perché non si poteva dire Mazzoleni ha sbagliato a non sospendere Mazzoleni, quelle sarebbe stato si sarebbe alzato un polverone, no? Quella alla fine vanno sempre a favore degli arbitri, non ci sta niente da fare, Poi un'altra cosa, Mazzoleni, carissimo, una latrina. Oltre a non aver sospeso la partita, hai avuto un atteggiamento a dir poco, come posso dire, ma sarà che Mazzoleni era anche lui razzista? A dir poco razzista, direi, perché ha fatto orecchie campane, trasevano a ca i bu e escevano a ca, e poi, ma che vuoi, continua a giocare, e Insigne ci diceva, oh, ma stai facendo vero, ma che vuoi? Gioca. Allora, invece di punire questi qua, no, chi si punisce? Si punisce i tifosi del Napoli, la società del Napoli, Koulibaly, e anche i tifosi dell'Inter, le brave persone che stavano magari quella sera allo stadio, perché che ne erano 50.000, se 500 o 1000 hanno fatto i bu, c'erano comunque la stragrande maggioranza che magari si guardava la partita. No, vengono puniti anche loro per avere la squalifica dello stadio. Hanno pigliato anche loro a quel servizio. Anche le brave persone interiste che stavano là, che magari non stavano facendo con i razzisti. Allora, è stata un'altra sconfitta, purtroppo. Un'altra sconfitta, la giustizia italiana, mo che sia sportiva, penale, civile. Un'altra giustizia. Un'altra sconfitta della giustizia italiana, perché purtroppo il campionato italiano è molto degradato, molto, si sono persi i valori sportivi, si sono persi l'amore per la maglia, per le città, per il paese. Basta che si vede quando gioca all'Italia, che pare che non lo so, pare che quando contro all'epoca ci comportavamo così quando giocavamo contro la Germania, contro la Francia. Invece no, quando gioca l'Italia pare che sono i nostri avversari, dei fanculo, ma
Vabbè ragazzi, mi soffermo qui. Volevo solo parlare del caso Koulibaly e dire la mia. Per i tifosi del Napoli, pazienza ragazzi, non vi preoccupate, perché comunque abbiamo gli innesti adatti. Poi la Lazio comunque è una squadra forte, quindi sarà difficile. Vinca il migliore. Noi ci vediamo domani per il video post partita di Napoli-Lazio. E niente ragazzi, se vi è piaciuto questo video lasciate un like, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo domani. Così tranquillizzato, dopo che vi ho spiegato. Un abbraccio a tutti, un bacio, vi voglio bene, fate i bravi. A domani, ciao, e forza Napoli sempre, forza il calcio pulito e gli onesti, e abbasso i disonesti e le latrine. Ma se non avete capito cos'è latrina, andate nel Google, le luta, andate a vedere luta, che vuol dire, vai. Ciao ragazzi, voglio bene, ciao ciao ciao.